Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Abbiamo invitato anche oggi un nostro amico che è Salvatore Oroni. Ciao Salvatore. Ciao Adele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ognuno di noi ha i suoi, come si dice, siamo fan di qualcuno. Io sono una fan di Salvatore perché scrive sempre dei libri stupendi e non potevo esimermi dal parlare del suo ultimo libro, che è La Luna e l'Impero per Aurora Boreale Edizioni. Come sai, Salvatore, ho una lista di domande da farti perché questo libro veramente mi ha rubato il cuore. Perché parla di un tema che mi ha stupito. Io quando l'ho preso non sapevo diciamo l'argomento, non conoscevo il motivo. Infatti la prima cosa che ti chiedo è: ma come ti è venuto in mente di scrivere un romanzo su Atlantide? Ma guarda, l'innesco, se vogliamo dire così, l'innesco è stato la lettura di un libro, peraltro prodotto da Nicola Bissi di Aurora Boreale, Atlantide e altre storie proibite. Come ben sai, Che io ho letto tra l'altro, quindi so di cosa parli. sì, come ben sai, Nicola, dal punto di vista storico, racconta in modo eretico vicende e fatti, quindi non si allinea alla storiografia ufficiale. E quindi in Atlantide ho letto cose molto interessanti, alcune già le conoscevo, ma altre no, per cui diciamo, si è ampliato il quadro di una situazione non solo ambientale, ma anche da un punto di vista storico, quindi di fatti, accadimenti, che ecco, ha aperto, diciamo, una finestra, cioè come se qualcosa, una vocina dicesse, ma perché non avventurarsi in un qualcosa che racconta, romanzandola, una vicenda drammatica, tragica, perché insomma si parla della scomparsa di un continente, di tutta una civiltà, non solo all'Antidea, ma anche a livello planetario. Quindi da quel momento in poi ho cominciato ad approfondire le ricerche, quindi gli studi, perché chiaramente per preparare quella che poi sarà il terreno, no? eh, dell'opera, devi avere perlomeno le conoscenze utili e gli strumenti necessari per ambientare i personaggi in una trama che è stata tutta inventata, cioè e lì subentra il mistero, cioè come mai. E come mai? Non te lo so spiegare neanche io, quindi No, ma io so che tu c'hai il suggeritore, io lo so come è stato quando abbiai scritto quell'altro libro stupendo che io sono Lisa, che veramente mi ha lasciato un segno quel libro. E io ho pensato che tu avessi avuto la solita entità che ti ha suggerito: Salvatore, è il momento di occuparti di Atlantide, perché, perché abbiamo un po' questa, almeno a me succede così, io la mattina mi sveglio un giorno e dico: ah, bisogna fare questa cosa, ma non credo che sia farina del mio sacco, penso che insomma abbiamo qualcuno che ci... sono d'accordo. E infatti nei miei ringraziamenti io, ecco, metto in evidenza sempre questa divina ispirazione che ci usa come strumenti utili per rivelare in un modo o nell'altro, tra righe, in un romanzo oppure in studio, altre cose ancora, diciamo delle verità, tra virgolette, che magari ai più sono sconosciuti, e per portarli appunto a conoscenza di un pubblico più vasto, al di fuori della cerchia dei soliti giri tecnici o studiosi o ricercatori che insomma si parlano fra di loro e non parlano mai in maniera semplice a quelle che sono le conoscenze, per quanto ampie, ma comunque molto meno significative e molto meno, come dire, pertinenti riguardo a tematiche che la gran massa delle persone non conosce, ma perlomeno non in maniera così approfondita. E quindi ecco l'idea di costruire, perché è proprio questa, una costruzione di una storia che mettesse insieme vari elementi,
tra cui insomma, fatti scientifici, fatti filosofici, ma soprattutto quella che è un percorso iniziatico, spirituale, perché il personaggio, il principe, un ventenne, da un ambiente dorato, super protetto, come i nostri figli che abbiamo cresciuti sotto una campana di vetro, tutto a un tratto sente anche lui una sorta di chiamata, però non sa spiegarla. E quindi però si avventura per fare un giro di ringraziamento alle divinità dell'epoca, e quindi in quel viaggio incontra se stesso nella misura in cui Viene deve messo alla prova, come ogni mettersi eroe alla che si prova, rispetti. mettersi alla prova, e quindi Mhm. superare quelle difficoltà e quelle paure, quel grande mostro che lui stesso riconosce, che si chiama responsabilità, e Mm, che le scelte che fai, poi le conseguenze sono tutte tue, e non certo. puoi dire a nessuno sbagliato o non ho sbagliato perché è colpa di quello, no. Allora, guarda, io voglio dire subito ai nostri ascoltatori il grande merito di questo libro. Io non sono una fan dei romanzi e insomma sono sicuramente una persona che legge molti saggi, però va detto, e questa cosa mi fa riflettere, perché io non ho ancora mai pensato di usare un romanzo come diciamo strumento di diffusione di contenuti di un certo livello, non ci ho mai pensato, però effettivamente questo è il grande merito del tuo libro, ma anche di Lisa, cioè quello di dare una cornice sia logica che storica, di fatti che riescono a darci un'ambientazione, un'epoca. Per esempio, parliamo di questo eroe di cui hai appena accennato, che è il principe Altair. Chi se lo scorda? Che infatti anche tutta la scelta, ecco un altro elemento importantissimo di questo libro, la scelta dei nomi, sia degli dei che vengono chiamati, diciamo, nel costrutto antico, Nix per la notte, Uranos per la volta stellata, insomma hai fatto proprio un lavoro anche di filologico. Altair è una stella, insomma ci sono proprio tutte, persino gli animali vengono chiamati come venivano chiamati anticamente, perché per esempio la tigre a denti a sciabola non c'è più, però insomma era un mostro che insomma girava all'epoca di questi fatti. E, insomma, anche la scelta di questi nomi contribuisce, per esempio il fatto di chiamare le misure stadio, cubito, dà veramente la sensazione di essere all'interno di un'epoca che non c'è più. Una cosa che adesso una domanda che voglio farti, perché tu sai che io adoro la Sardegna, la mia residenza è in Sardegna e io studio i miti sardi. Ci sono alcuni sardi che dicono che la Sardegna è una di queste isolette rimaste di Atlantide. In realtà, come ci viene proposto da Bizzi, la situazione, diciamo, geografica, la collocazione geografica di Atlantide è quella di 7 isole che si trovano al di là delle colonne d'Ercole. Correggimi se sbaglio. No, giusto. Ma potrebbe essere che noi non sappiamo la Terra quanto sia stata sconvolta, sia stata, ci sono stati anche, tu lo sai, la Pangea comunque si è mossa. Potrebbe essere che qualche frammento rimasto di questo continente, che ripeto erano secondo gli studi di Bizzi suddiviso in 7 isole, qualche pezzetto sia rimasto ancora e potrebbe essere perché, ti ripeto, ci sono autori sardi che dicono che la Sardegna è di origine atlantidea. Questo è plausibile come corrente di pensiero, cioè anche perché
ci sono varie testimonianze anche da un punto di vista storico, monumentale, no? Che rimandano a una civiltà che è molto molto antica, antecedente a quella romana, a quella egizia. Quindi probabilmente, questo ripeto, è molto plausibile questa ipotesi, siccome il Regno delle Sette Isole nel tempo aveva come dire, avviato come dire, una campagna di espansione, Sì, quindi espansione che è arrivata fino al Mediterraneo. sì, infatti loro scappano in Egitto, no? Dove avevano già dei... Sì, sì, erano conosciuti, no? Il principe Esatto. alla fine si arriva in Egitto. E quindi in un tempo in cui stiamo parlando all'incirca del 9600 avanti Cristo, quindi quasi 12.000 anni fa, l'Egitto già c'era, c'erano le civiltà che noi conosciamo, quindi c'era la civiltà minoica, c'erano il Medio Oriente, le varie civiltà. Quindi in questo movimento espansionistico verso Oriente, e non verso gli Stati Uniti odierni, insomma, verso le Americhe, io credo, è un'ipotesi plausibile, che la Sardegna, le isole del Mediterraneo e i vari territori della Spagna, la Francia, adesso non so in che misura, siano caduti sotto l'influenza dell'impero, il secondo impero atlantideo. Quindi questo chiaramente che cosa porta? Nel corso dei secoli porta a una miscelazione delle culture, porta a una miscelazione dal punto di vista delle conoscenze architettoniche, scientifiche, quindi in Anche qualche modo spirituali. anche spirituali, soprattutto spirituali, quindi in questo senso la possibilità che dopo la catastrofe che portò alla scomparsa del continente atlantideo e l'Atlantico, siano rimaste tracce di questa civiltà anche nelle isole che in qualche modo sono sopravvissute al grande cataclisma, compresa la Sardegna, la Sicilia e le varie realtà poi di società dell'epoca, quale quelle egizie del Medio Oriente, che per quanto abbiano subito i danni di un impatto di quel tipo, quindi tra terremoti, inondazioni, eccetera, eccetera, comunque essendo più lontane ed essendo, tra virgolette, protette dal muro della penisola spagnola e dallo stretto di Gibilterra, l'impatto fu molto minore da un punto di vista dei maremoti, ma da un punto di vista dei terremoti sicuramente no, perché l'impatto fu così violento che Violento. praticamente Inf- riuscì a muovere anche infatti, la Sardegna, insomma, spostandolo. sì, infatti, per esempio, posso pensare che anche se l'origine, immaginiamo che l'origine della Sardegna non sia atlantidea, però magari la Sardegna, come lo è stato l'Egitto, sia stato un approdo per gli Atlantidei che sono scappati, che sono riusciti a sfuggire a questa inondazione, inabissamento, terremoto, chiamalo come vuoi, che ha poi provocato la sparizione di queste isole che sono state, che sono sprofondate. Ecco, Sì, perché sì, 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 ovviamente certo. Ma probabilmente, anzi sicuramente, cioè non è tutti gli Atlantidei stavano nel regno delle Sette Isole. Come tu ben sai, poi il movimento in termini di spostamento di gruppi in un impero si muovono in tutte le direzioni. Quindi probabilmente colonie oppure gruppi di Atlantidei già stabilmente abitavano sia in Sardegna che in Egitto, in Grecia, in Spagna, eccetera. Quindi la catastrofe comunque sprofondò sì il regno, ma i gruppi comunque rimasero con tutte le loro conoscenze in termini esatto. scientifici, in termini filosofici e in termini spirituali, quindi continuando comunque quella tradizione che li legava alla madre patria, insomma. Sì, io tra l'altro voglio dire che avendo letto il libro di Rumor, di Paolo Rumor, La nuova Europa, l'altra Europa, l'altra sì, Europa, dove appunto si parla di una struttura che risale a migliaia di anni fa e che insomma si fa pensare che siano proprio, e sia nata dagli Atlantidei scampati al cataclisma. Questo è veramente molto interessante questa cosa. Quando ho letto il tuo libro ho pensato, visto che si parlava di società che erano riuscite
a mantenere i manoscritti, diciamo, delle conoscenze tecnologiche che erano già presenti nel primo impero atlantideo. Insomma, sai, quando leggi poi ti si mettono insieme i pezzi del puzzle. L'hai fatta apposta, eh? L'hai fatta apposta. Sì. È così. Ma difatti nel romanzo viene ventilata da uno dei personaggi che sarebbe il cattivo di turno, Sì. viene ventilata, lui lo dice proprio, cioè la mia morte oppure la fine di qualcuno che è importante per quanto riguarda quello che è il regno dei figli di Belial, che questa cosa è pure interessante. Già. E anche lì ho visto che hai fatto un gioco di parole, perché... Sì, infatti. Quindi per quanto la mia fine o la fine di altri fisicamente non potrà influenzare quello che ormai è stata costruita. È stata costruita una struttura che ormai opera in tutti i regni del pianeta in maniera invisibile, in maniera occulta, e che ha però la capacità, avendo raggiunto livelli altissimi nelle amministrazioni dei vari regni, la capacità di influenzare decisioni politiche, militari, economiche e sociali. Quindi l'impatto sicuramente sprofondò anche il regno del Belial, che lui, insomma, il personaggio, lo colloca nelle Americhe. Sì. Ma in realtà scomparendo quei regni non scompaiono né gli Atlantidi dei buoni e neanche gli Atlantidi dei cattivi. Cattivi, certo. E tutte e due cominciano, e credo che ancora continui, perché poi alla fine è questa, la mia impressione, la mia visione delle cose, studiando la storia e vedendo da quel momento in poi fino ad oggi la storia umana come si è evoluta, ancora oggi questa guerra sotterranea che noi non vediamo per interposta persona tra Atlantide dei buoni e Atlantide dei cattivi continua. Probabilmente Sì. stanno vincendo gli Atlantide dei buoni. Sono convinta di questo, che queste guerre sono protratte nei millenni, insomma, non sono cose che sono nate oggi, assolutamente. Ora però vorrei rifarmi di nuovo al titolo del romanzo. Questa è l'ultima domanda, non voglio vessarti oltre, perché voglio dire, avere lettrici come me che si leggono pure le virgole, non lo so quanto è piacevole per un autore. Comunque, allora, quando ho visto il libro La Luna e l'Impero, ho detto, la Luna? Come la Luna? Cioè non capivo il senso del titolo, ma la Luna in questo romanzo ha un ruolo enorme, soprattutto sviluppato nell'ultima parte del romanzo, cioè praticamente come se fosse un'entità che viene sollecitata dagli dei arrabbiati per causare una distruzione. Ora, a che fonte ti sei rifatto? Perché per esempio, tanto per dirtene una, il maestro tibetano dei teosofici ci dice che la luna è un corpo morto che è un po' come se fosse un cadavere in decomposizione, perché non ha un centro vitale come il pianeta Terra, e che diciamo manifesta delle energie negative che probabilmente lo abitano. Infatti lui li chiama pitri lunari. Pitri vuol dire padri, quindi entità negative che abitano questo satellite. Ecco, io vorrei sapere da dove hai tratto come ti è scaturita questa fantasia di questa luna talmente attiva, Selene, talmente attiva, da provocare la distruzione. Intanto nel romanzo, ma anche nell'antichità, nella mitologia antica, mitologia per tra virgolette, perché le mitologie raccontano anche delle verità che noi non comprendiamo più, ma le raccontano. Era considerata una divinità, Selene appunto. Questa divinità presiedeva a quelle che erano, come tu hai detto, come una sorta di... la famosa spada di Damocle, no? Sta lì e gira. E vabbè. Da dove viene questa ipotesi che viene manifestata nel libro? Dalla ricerca, dallo studio di un autore, uno scienziato, si chiama Hans Orbiger. Hans Orbiger tira fuori una teoria
che è nettamente in contrasto con quella dell'astronomia, della storiografia ufficiale, su quelle che sono le barriere che si sono succedute sulla Terra. Mentre le barriere, le scienziati, la storiografia ufficiale dice che le barriere sono state causate dagli impatti meteorici oppure comete che sono finite sulla Terra, provocando la quasi estinzione della vita sul pianeta per poi ripartire e nel corso di milioni di anni poi riprodurre di nuovo quelle che erano nelle barriere, come dire, i vari generi vegetali, animali e poi l'uomo stesso. No? Lui invece Orbiger dice no, le barriere sono state cadenzate dalla caduta della Luna sulla Terra. Una caduta periodica? Una caduta periodica, perché periodica? Perché i movimenti planetari, anche il nostro sistema solare, ruota a spirale intorno al Sole. Come tutte le spirali, gli oggetti che si trovano all'interno di questa spirale nel loro movimento tendono ad andare verso il centro. Ok. Quindi, È interessante e direi anche plausibile. sì, perché il movimento, se la gravità ha un senso, le masse maggiori attraggono le masse minori. Quindi in un movimento a spirale, nel tempo, che è di milioni di anni, quanti milioni di anni non si sa, accadrà che tutti i pianeti precipiteranno sul Sole. E lo stesso i satelliti dei pianeti. Per cui nel loro movimento di rotazione intorno al pianeta Terra, a spirale, Erbiger ha detto nella sua teoria, nel corso di milioni di anni la Luna mano a mano si è avvicinata alla Terra. Quindi che cosa succedeva? Che nell'ultimo periodo, prima di venire a contatto in maniera così vicina al campo magnetico terrestre e quindi le energie si sono sviluppate, poi hanno fatto esplodere la Luna stessa, no? E quindi questo ha prodotto un impatto violentissimo di enormi quantità di materiale roccioso sul pianeta, devastando il pianeta stesso, provocando maremoti, terremoti, incendi, esplosioni di vulcani, e non solo, ma anche una cappa di gas intorno al pianeta, per cui si è prodotto nelle varie ere la fine di un'era, avviando un'altra nel corso di milioni di anni, di un'altra era che a sua volta, lui dice, Orbiger, la Terra è rimasta senza satellite, ma per il principio dell'attrazione delle masse per gravità, questi corpi erranti nella galassia, girando, a un certo momento, se entrano nel campo d'azione gravitazionale di un pianeta, vengono attratti dal pianeta stesso. Quindi evidentemente dopo centinaia di migliaia di anni di solitudine, la Terra ha incontrato questo pianetino, questo satellite errante, essendo di massa molto più piccola, l'ha attratto, per cui un'altra luna. Secondo lui questa sarebbe la quarta luna, quindi siamo nell'era della agli inizi, questa sarebbe la quarta luna, quindi la prima, la seconda, la terza era si sono concluse con il precipitare della luna sulla Terra, e quella che è stata catturata, Orbiger dice, circa 12.000 anni fa, 15.000. Perché io ricordo che ci sono degli autori antichi che dicono che loro ricordano che c'è stato un periodo in cui non c'era nessuna luna. Quindi Esatto. anche questo va a favore di questa ipotesi. Esatto, perché poi mette d'accordo l'ipotesi di Erbiger, mette d'accordo pure dal punto di vista storico e di posizione geografica. Il primo impero atlantide era posizionato nell'odierno Perù, Colombia, Ecuador, Cile, Bolivia, eccetera. E le Tiwanaku, Pumapunku, sono città che stanno adesso a 4.000 metri di altezza, sì. c'erano un porto. Allora, Già. ma un porto a 4.000 metri, che ci fa? No, è chiaro che è stato un sollevamento delle terre causato da qualche impatto, da qualche terremoto. Lui dice Orbiger, non si sono sollevate le terre, si è sollevato il mare. Per Ecco. cui la vicinanza della Luna, che lui stabilisce nel momento di massima attrazione, lui le calcola tra i 4 e i 6 raggi terrestri.
quindi considerando che il raggio terrestre è di circa 6.000 km, tra i 4 e i 6, considerando la distanza massima 6, sono 36.000 km rispetto ai 380.000 di media che abbiamo adesso. 36.000 km che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto, dice Orbiger, la marea permanente. Ah, ok. La marea permanente vuol dire che le acque si sono sollevate all'equatore portando il livello delle acque fino a Tiwanaku. Tiwanaku. Questo Ah, è ok, ok. l'impatto poi, quando la Luna è esplosa ed è, come dire, azzerando la gravità lunare, è chiaro che le acque, non avendo più questa calamita che le attirava verso Certo. l'alto, sono precipitate in basso. Giù. Famoso diluvio. Già, già. Guarda, veramente, veramente è super affascinante questa cosa. Super, super, super. Compresa l'Atlantide, regno delle Già. e Va quindi bene, interessantissima questa cosa. no, veramente interessante. Allora, io faccio una proposta ai nostri follower, visto che siamo nel mese del clou dell'estate, dell'ombrellone. Allora, se dovete scegliere un romanzo intelligente, io vi consiglio La Luna e l'Impero di Salvatore Uroni, edito da Aurora Boreale, saluto Nicola Bizzi, perché oggi come oggi diciamo l'umanità di questo periodo, che si divide già in due umanità, una che segue il telegiornale e l'altra che invece ha bisogno sì di contenuti anche leggeri sotto l'ombrellone, ma di una certa qualità. Ecco, io consiglio proprio la lettura di questo libro, perché la mattina ve lo leggete, la sera vi guardate le stelle e vi assicuro che insomma vi lascerà una sensazione proprio di appartenenza cosmica. Ecco, io direi, lo chiamerei così. Salvatore, grazie. Grazie a te Adele, grazie agli ascoltatori, grazie per avermi dato la possibilità e l'opportunità di parlare di cose molto interessanti, anche se avrebbe bisogno di un tempo molto più lungo per i contenuti che sono veramente molto interessanti e belli, soprattutto perché creano una suggestione, come dicevi tu, dove necessariamente se c'è una sensibilità, questo collegamento fra terra e cielo si manifesta in maniera molto molto più consapevole e molto più coscienziosa, mettiamola così, ci porta davanti a una responsabilità altra rispetto a quella che abbiamo valutando solo il mondo terreno. Certo, e tra l'altro, ecco, è vero che questa presentazione è stata breve, però io spero che abbia messo i semi della curiosità, perché abbiamo bisogno di contenuti come i tuoi che ci rimettino un po' a posto, come fossero appunto le tessere di un puzzle, questo disegno di una verità storica che non troviamo nei libri di scuola. No, assolutamente no, sono d'accordo con te. Quindi grazie e ci rivediamo con te presto per una prossima occasione e con i nostri ascoltatori alla prossima chiacchierata. Arrivederci. Grazie.